Buongiorno, in diretta con Focus TG. Partiamo da un grave fatto di bullismo a Cittadella. Un ragazzo che era stato appena operato è stato picchiato da un compagno davanti a decine di studenti. Nessuno è intervenuto. Sentiamo il servizio della nostra redazione. Io non metto le mani addosso. A me. Tu mi spieghi, fa. Hanno tutti e due 16 anni, studenti di uno degli istituti scolastici superiori di Cittadella. Le immagini raccontano quella che sembra purtroppo un'ordinaria violenza. Uno dei due giovanissimi prende il secondo per il bavero della giacca e lo butta a terra, tutto ripreso dal cellulare di un compagno. Io non metto le mani addosso. A me. Tu mi spieghi, fa. Ad assistere alla scena sono in tanti, decine di studenti, nessuno che interviene. Una scena terribile in cui i ragazzi urlano, si minacciano. Una scena che ha un prima. Il giovane strattonato che in classe viene deriso e cerca di difendersi. Il compagno che lo deride, che chiama amici di rinforzo che nei giorni precedenti minacciano il sedicenne con messaggi del contenuto esplicito per arrivare a quella che ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva martedì mattina, che finisce con la vittima costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e a casa da 2 giorni, con i genitori che stanno pensando di rivolgersi a uno psicologo e hanno paura per il figlio e nel frattempo sporgono denuncia ai carabinieri perché sia fatta davvero giustizia. Le indagini sono in corso perché la verità si è ricostruita a 360 gradi. Resta un'inspiegabile violenza fatta davanti a decine di testimoni inermi poco prima dell'ingresso di una scuola dove si dovrebbe entrare per imparare, crescere e condividere. E Alex Giuliano ha raccolto il commento del sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Sindaco alle nostre spalle, dove si è verificato l'episodio che ha visto coinvolti alcuni giovani in una rissa che impone una riflessione in più, sia per quello che riguarda la prevenzione, sia per quello che riguarda il tema di una maggiore sicurezza a scuola e fuori la scuola. Purtroppo sì, è un fatto grave. Un fatto che vede una lite dove sono venuti alle mani in maniera anche pesante due ragazzi, soprattutto uno ha subito un'aggressione molto pesante. È chiaro che la problematica è una problematica che non è di oggi, è una problematica che purtroppo esiste sempre più nei nostri territori. Anche ai nostri tempi c'erano liti tra ragazzini, ma normalmente erano ragazzini, diciamo, che non avevano particolari problematiche, che magari litigavano tra di loro. Oggi però la situazione è molto grave perché bisogna chiedersi le famiglie alle spalle se esistono o non esistono, capire come la scuola si comporta nei confronti di questi ragazzi, e fatti come questi vanno condannati in maniera pesante. Io mi auguro che vengano presi dei provvedimenti esemplari, perché dobbiamo finirla con il buonismo. Anche se sono dei ragazzi minorenni, è giusto che si cominci a tracciare una linea netta nel distinguere quello che è giusto e quello che è sbagliato, chiarendo in maniera precisa che questi atteggiamenti, mettere le mani addosso, picchiare qualcuno anche in maniera abbastanza pesante, buttandolo per terra, non è il modo di risolvere le problematiche. Esiste il dialogo, esistono tantissimi altri modi, e qui dobbiamo chiederci qual è il ruolo che può avere un'amministrazione comunale, qual è il ruolo che può avere la scuola, ma soprattutto qual è il ruolo che devono per forza avere le famiglie. Questa è un'area importante, quella alle mie spalle. Qui arrivano migliaia di ragazzi ogni giorno con gli autobus, eccetera. È un'area comunque attenzionata dalle forze dell'ordine per varie problematiche che ci sono state, che riguardano anche purtroppo l'utilizzo di stupefacenti. A breve verranno installate delle telecamere in modo da avere un controllo da remoto, ma soprattutto anche il registrare quello che accade durante tutta la giornata. Sono stati stanziati i fondi nel mese di novembre, dove c'è tutto l'iter da fare dalla progettazione e dall'approvazione da parte della questura, e quindi ecco, l'attenzione nostra è massima. Sindaco di Cittadella Luca Pierobon, sono fatti che richiederebbero delle pesanti sanzioni. Ha detto: noi abbiamo suggerito al ministro Valditara di non procedere solo con le sospensioni ma con le espulsioni. Questi sono dei vigliacchi che se la prendono con i più deboli. In questo caso si trattava di un ragazzo che aveva appena
era stato appena sottoposto a un intervento chirurgico e quindi le misure devono essere drastiche e pesantissime. Come diceva il sindaco Piero Bon, basta buonismo. E a proposito di risse tra ragazzi, sono scattate alle prime ore di oggi perquisizioni della squadra mobile della questura di Treviso a carico di 8 giovani tra i 16 e i 19 anni per il tentato omicidio in seguito al ferimento di un 22enne avvenuto il 12 dicembre scorso in via Castelmenardo a Treviso durante una rissa tra adolescenti in preda all'effetto di stupefacenti. Degli 8 ragazzi 6 sono minorenni, sono 10 per il momento i giovani indagati per il ferimento del 22enne colpito in maniera seria con un fendente al collo inferto con una bottiglia rotta. Il ragazzo si trova ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. E sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Castelfranco 3 minorenni tra i 14 e i 16 anni che lo scorso 24 ottobre, durante una protesta studentesca contro la decisione dell'ITIS Barsanti di modificare l'orario della ricreazione, avevano bloccato con alcuni compagni l'auto di una docente mentre stava cercando di entrare a scuola. Alcuni dei manifestanti avevano iniziato a scuotere l'auto, impedendo alla donna di uscire dal veicolo. Solo dopo ripetuti segnali di richiesta d'aiuto, tra cui l'uso del clacson e le urla, 2 studenti erano intervenuti per agevolare la situazione, permettendole di ripartire. Dalle indagini è emerso il ruolo determinante dei 3 minorenni nella vicenda, sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Venezia con l'ipotesi di reato di violenza privata. Purtroppo ancora incidenti stradali, non facciamo che riferirvene il tragico scontro di Borgo Veneto, i funerali della vittima Mario Masiero, conosciuto da tutti come Nonno Mario, titolare di una pizzeria, si svolgeranno sabato mattina. Si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di Saletto a Borgo Veneto i funerali di Mario Masiero. Nonno Mario, così lo conoscevano tutti in paese, è mancato all'affetto dei suoi cari ieri poco dopo le 7, quando alla guida della sua auto, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato con un camion. C'era nebbia in quel momento a Santa Margherita d'Adige, in via Umberto I. Il camionista, un 50enne del Vicentino, ha tentato di tutto per evitare l'impatto, ma non c'è stato nulla da fare. Mario Masiero, incastrato tra le lamiere, non ce l'ha fatta. 79 anni, da sempre aveva lavorato nel territorio come ristoratore, aveva aperto di buon mattino il suo locale, la trattoria pizzeria Nonno Mario, era andato a prendere il giornale e stava tornando al lavoro come tutti i giorni con la vitalità che lo caratterizzava e i 1000 progetti che aveva in mente, di cui aveva recentemente parlato anche con il sindaco Michele Sigolotto. Una perdita per tutta la comunità che si prepara commossa a salutarlo sabato. Allora, questa era Chiara Gaiani. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino. Chiara Moscardi, che è morta in A4, la collega 27enne ferita grave in terapia intensiva. È stato indagato il camionista, una splendida ragazza che ha trovato la morte a San Donà di Piave. Fleximan torna a colpire, è stato abbattuto un altro Velox a mesi di distanza dall'ultimo episodio in Polesine. È accaduto ieri pomeriggio a Rivà di Ariano nel Polesine, dove è stato segato il dispositivo per la rilevazione automatica dei superamenti del limite di velocità. Resta ovviamente da vedere se vi possa essere un collegamento tra questo raid e i precedenti, per i quali era già scattata una denuncia a carico di un 42enne polesano. Tenendo presente comunque che è tuttora da dimostrare che tutte le incursioni in Polesine siano conducibili ad una unica mano. Di quanto accaduto a Rivà di Ariano nel Polesine sono stati immediatamente avvertiti i carabinieri, che ora condurranno tutte le indagini per identificare l'autore o gli autori di questo gesto. Autovelox fissi, bloccate dalla prefettura le richieste di installazione avanzate
da 26 comuni trevigiani. La nuova normativa infatti impedisce di posizionarli nei tratti individuati dalle amministrazioni locali. Nuova norma più stringente per l'installazione di autovelox fissi sulle strade. Il tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale in prefettura ha respinto in blocco le istanze presentate da 26 comuni della Marca relative principalmente a strade provinciali e regionali gestite da ANAS e Veneto Strade. Lunedì scorso si è riunito l'osservatorio sugli incidenti stradali, come avevo preannunciato che entro la fine dell'anno sarebbe stata fatta la verifica di tutti i tratti di strada per i quali era stata richiesta l'installazione di nuovi sistemi di rilevazione della velocità sono stati portati quindi a conoscenza dell'osservatorio ed esaminati in quella sede tutte le istanze che erano pervenute da diversi comuni e l'esito delle verifiche svolte dal tavolo tecnico che era stato costituito. E abbiamo riscontrato che rispetto ai requisiti che richiede la normativa vigente non ci sono possibilità di autorizzare quei tratti. Nella sostanza resteranno per ora operativi solamente gli autovelox in tangenziale a Treviso e quello in funzione in via Kennedy a Riese Pio X. Il codice della strada rivisto dall'attuale ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini rende ancora più restrittivi i requisiti già previsti nella direttiva a firma dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Occorre una correlazione stretta tra l'incidentalità in uno specifico tratto di strada e l'alta velocità come causa, altrimenti l'autovelox fisso non può essere installato. Ne avevano fatto richiesta a comuni grandi e piccoli, da Preganziol per un tratto di Terraglio a Carbonera fino ad Asolo. I comuni sono stati invitati allora in alcuni casi a rivedere gli stessi tratti perché a volte erano troppo lunghi e meno puntuali di quelli che potevano essere. Servizio Irina Paronetto, oggi in regia Italo Morao con Mattia Pizzaia e purtroppo non facciamo altro che darvi notizia di furti nelle abitazioni. Sono settimane che ripetiamo che è un'emergenza vera e propria, centinaia le abitazioni che sono state svuotate dai predoni dell'Est. Andiamo a Conegliano da Edi Caliman, a te Edi. Direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Come hai detto tu, siamo a Conegliano, via De Nicola 13, con il signor Giancarlo Marchetti, 75 anni, pensa direttore. Buongiorno e grazie per averci accolto. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Una storia, è l'ennesima storia di furti qua a Conegliano. Abbiamo sentito poi anche fonti che ci hanno detto che tutta la Marca questa notte è stata colpita dai furti da Breda di Piave a Conegliano, passando anche per San Fior. E dunque noi siamo qui oggi dal signor Giancarlo perché riusciamo a vedere già, grazie all'aiuto della regia, qualche video di come lei ha trovato la casa ieri sera, che cosa è successo, che ore erano, ma soprattutto noi siamo fuori perché, direttore, ti facciamo vedere un po' la traiettoria di come hanno agito i ladri. Intanto Giancarlo, buongiorno. Che ore erano quando sono entrato? Allora, io sono entrato in casa alle 5:30 di sera, per poi uscire subito perché sono venuto a ritirare il telefono che avevo dimenticato. Alle 7:20, meno un quarto, sono rientrato parcheggiando dentro in garage e dietro di me c'era mia figlia con mia moglie, eccetera. Alle 5:30 sono entrato, c'era tutto a posto, non c'era assolutamente niente di preoccupante. Quando sono entrato poi a quell'ora là il disastro, infatti ho fermato mia moglie anche fuori perché a vedere quello che c'era era una roba da spararsi sinceramente. Il brutto è che tu accetti, non è che si accettano, però puoi anche capire il furto in casa, ma non riesco a capire come si fa a tagliare una cassaforte, no aprirla, tagliarla col flessibile in un'ora, credo, o forse anche meno. E poi la paura è anche, pensando stanotte, pensavo, se fossi rientrato un'ora prima, mezz'ora prima, mentre stavano tagliando, eccetera, come sarebbe andata? Assolutamente. Allora, scusi, se io devo continuare, noi dobbiamo continuare a vivere una vita così, che nella proprietà privata, Cristo Dio, non è possibile. Non è possibile che tu vada fuori di casa e torni a casa dopo un'ora e ti ritrovi la casa svaligiata. Non è possibile che la vecchietta vada a fare la spesa, giusto? E trovi la casa occupata.
io dico che mancano le basi di un qualcosa di serio, di un vivere civile soprattutto. Assolutamente. Giancarlo, come sono entrati? Allora, sono entrati da questa parte, i carabinieri mi dicono con un semplice piede di porco, hanno sforzato la finestra, l'hanno richiusa e poi qua, non lo so, qui hanno fatto il disastro dappertutto, perché non hanno risparmiato assolutamente niente, dalla cucina, tutto, era tutto fuori. E infatti lei non si è accorto della loro entrata all'inizio perché la finestra era chiusa? Certo che era chiusa. Quando sono entrati hanno chiuso? Sì, così anche i carabinieri dicono così, ma sì, per forza, perché io ho aperto la finestra dopo, chiaramente, anzi loro l'hanno aperta. Direttore, con l'aiuto di Michele Zanetti che sta curando la parte tecnica, prego, vada. Andiamo a vedere questa cassaforte come è stata tagliata. Ci racconti? Io ho tentato di chiuderla adesso perché c'è un odore schifoso, lo sentite anche voi, penso, no? di flessibili, di ferro, eccetera. Qui c'era il disastro, per terra c'era tutto nero, il muro, tutto quanto. Hanno lavorato, non lo so quanto tempo, certamente non più di un'ora. I vicini si sono accorti dei rumori, hanno sentito dei rumori, ma siccome io faccio spesso manutenzione, mi arrangio, anzi mi piace, dicono è lui che col trapano che fa qualche buco, invece è andata così purtroppo. Infatti non insospettiscono quasi mai questi rumori perché si pensa sempre, si sente ancora. Ieri sera alle 5, 5 e mezzo. Ascolti, c'è anche la signora Maria Teresa, la moglie di Giancarlo, che sta ancora pulendo. Buongiorno, siamo in diretta. Signora, lei sta pulendo perché insomma la polvere ha invaso tutta la stanza. Sì, ha invaso soprattutto i muri e tutti i libri, ma proprio un nero, una cosa. Ho lavorato con la mascherina fino a stamattina alle 4, purtroppo. Come si sente lei, signora? Non tanto bene. Insomma, grazie mille della testimonianza. Giancarlo, cosa possiamo dire? Cosa è stato rubato? Perché hanno rubato della nostra vita tutto, nel senso che sono ricordi, quegli ori, per l'amor di Dio, non sono dei figli della mamma papà suo, della mamma del papà mio, di mia sorella che ha 84 anni, che visto che io avevo la cassaforte, per la sicurezza porta qua le sue gioie, quello che è. Poi contanti perché eravamo pronti per fare i soliti regali che si fanno a Natale, i figli, i nipoti, ci tieni, e quindi avevo circa 4.000 euro io e lei sui 2.000, una roba di questo genere qua. E poi tutti i buoni fruttiferi dei figli, addirittura dagli anni 80, spero che si possano recuperare, non lo so. Senta, che appello vuole lanciare? L'appello, se fosse possibile, almeno per i figli recuperare. I buoni fruttiferi non li possono incassare, è impossibile. Almeno quello dico, e poi pazienza, cosa vuole che le dica? No. Cosa si fa? Poi c'è una delusione che non le dico, non c'è mica rabbia, non ho rabbia assolutamente. C'è una delusione proprio perché a un certo punto c'è gente che lavora una vita, in 5 minuti ti trovi senza niente di tutta la vita, e quello o quelle persone che hanno approfittato delle tue cose se la godono, ma non mi interessa per questo, ma è la sicurezza che manca di vivere in casa tua. Non è accettabile una cosa di questo genere. Soprattutto quello che hanno fatto nella camera con le biancherie, tutto fuori, che ti senti umiliata dentro. Io non ero capace di andare a letto stanotte perché quello che ho trovato in camera è una cosa paurosa. Ha buttato fuori tutto. Ti senti proprio. Sono esperti, a parte il lavoro che hanno fatto qua, senza dubbio esperti, ma addirittura anche sulle cose sue c'erano cose di un certo valore, e poi le solite fesserie, eccetera, bigiotteria, brava. Hanno saputo esattamente cosa scegliere, hanno saputo esattamente cosa prendere, ma anche su in camera, dappertutto. Questo è il racconto, direttore, da Conegliano, l'ennesima famiglia colpita, gli ennesimi ricordi di una vita portati via in pochi minuti. Se non hai domande, con l'aiuto di Michele Zanetti, ringraziando il signor Giancarlo e la signora Maria Teresa, ti restituisco la linea. Grazie veramente ai coniugi che sono stati così duramente
colpiti, è ora di finirla. Questa è una guerra vera e propria in corso. Il ministro Piantedosi gira l'Italia, venga in Veneto a vedere cosa sta succedendo. Ministro, venga in Veneto a vedere cosa sta succedendo. Centinaia di case svuotate e devastate da questi predoni. Nessun controllo alle frontiere, e questa è la gente che poi deve piangere per ricordi rubati, per aver perso anche valori che sono stati frutto di sacrifici e di fatica, perché qua si lavora, si cerca di andare avanti nonostante le crisi, si pagano tasse e questo è il risultato. È ora di finirla, basta, anche i sindaci si mettano d'accordo, facciano una mobilitazione nella Marche, non solo, perché sono tutte le province colpite duramente, basta. Ieri una ragazzina di 12 anni era sotto il letto durante la visita dei soliti ignoti, sotto il letto in casa del nonno per sfuggire ai ladri. Nonno, aiuto, ci sono i ladri! È stato grazie a questo messaggio SMS che una coraggiosa nipotina di 12 anni è riuscita a sventare una rapina in casa a San Vito di Leguzzano, facendo sopraggiungere in tempo i nonni che si erano appena allontanati per fare spese. Lunedì pomeriggio 4 malviventi incappucciati avevano forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, mentre la ragazzina nascosta sotto il letto è riuscita a far rientrare a casa immediatamente il nonno di 74 anni. Il quale si è preso un paio di pugni in faccia ed è cascato, però con una grande determinazione e forza di volontà è riuscito a rialzarsi e a correre appresso ai malviventi, i quali hanno scavalcato il cancello e si sono dati la fuga, però è riuscito con un manico di ombrello, qualcosa che aveva sotto mano, a dare un picchiare sul vetro dell'auto, che sembra abbia avuto anche un vetro rotto. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine che stanno tuttora visionando le riprese delle telecamere del paese per riuscire a risalire all'identità dei malviventi, procedura per cui solo qualche settimana fa era stato sottoscritto un protocollo con prefettura e questura per la condivisione in rete delle immagini di videosorveglianza. Il sindaco, oltre al nuovo questore, si appella direttamente anche ai suoi concittadini. Inviterei tutti i cittadini a prendere consapevolezza che è necessario fare rete e quindi stare attenti a tutto quello che succede nel proprio vicinato e informare subito le forze dell'ordine. A Lugo c'era il controllo del quartiere, che se c'era qualcosa si avvisava via WhatsApp, diciamo. Funziona? Sì, funziona. Funziona molto quello. Mi sono messa nei panni di questa ragazzina di 12-13 anni, mi sembrava di aver capito il terrore che può aver provato. Oltre comunque il dramma e il terrore della famiglia, dei nonni in questo caso. Cosa possiamo dire? Che non siamo al sicuro, non siamo tutelati. Una vergogna. Dovrebbe pene più severe. Sono d'accordo con il sindaco su questa cosa, perché solamente facendo rete fra di noi possiamo aiutare anche noi la forza dell'ordine, perché non possono fare da soli, sono anche troppo pochi. Servizio di Daniele Garbini. Il ministro Piantedosi venga in Veneto non per i convegni, venga a organizzare un fronte di sicurezza, una concertazione degli interventi. Bisogna che mandino qui più uomini e più mezzi per contrastare questi ladri che arrivano dalla rotta balcanica, perché si sa benissimo da dove arrivano, colpiscono e tornano a casa. Ci sono poi anche i truffatori, sono spariti 74.000 euro a Treviso, a Fontanelle, chiedo scusa, a Treviso invece 5.000 persone che hanno raggirato le ultra ottantenni fingendosi disponibili ad aiutarle. Da poco diventata vedova, una nonnina di 84 anni è stata raggirata da una donna di 66 che si è finta amica e poi le ha prosciugato il conto prelevando ben 74.000 euro complessivi. È accaduto a Fontanelle tra il 2020 e il 2021. La vittima era in un periodo difficile quando si è avvicinata a questa truffatrice. Le ha proposto di farle la spesa, di aiutarla in piccoli acquisti, ma con il tempo ha preso in mano le disponibilità finanziarie dell'anziana, arrivando ad allontanare le figlie dell'84enne
anziane ed escluderle da ogni incombenza economica. Non solo, ma le avrebbe fatto aprire un nuovo conto corrente facendosi dire le password. Così, mese dopo mese, sono iniziati i prelievi. In totale la 66enne avrebbe prelevato 44.000 euro dal vecchio conto, intestato anche alla sorella, e poi altri 30.000 euro da quello nuovo. Ad accorgersi di quanto era accaduto proprio le figlie, che vivono fuori provincia, che non hanno potuto fare altro che parlare con la mamma e presentare una denuncia. Dopo gli accertamenti, la verità: a derubare l'anziana, la 66enne, che ora deve rispondere di truffa aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. Ma questo non è l'unico caso. A Treviso è stata denunciata una 43enne che avrebbe raggirato un'altra anziana di 84 anni portandole via 5.000 euro. I fatti risalgono allo scorso aprile, quando l'anziana, che vive sola in un appartamento in città, ha sporto denunce in questura. La donna, credendo di aver perso la carta del bancomat, ne aveva ottenuto un'altra in sostituzione, non riuscendo però ad effettuare alcun prelievo. Si è rivolta quindi al proprio istituto di credito ed ha scoperto che con il bancomat smarrito erano stati effettuati acquisti e prelievi. L'anziana ha confidato alla polizia di aver sospetti sulla donna delle pulizie, che da circa 2 anni le aiutava in casa, denunciando anche la sparizione di alcuni monili. Le indagini hanno consentito di accertare che la 43enne, dopo aver sottratto il bancomat all'anziana, conoscendo il PIN della carta, lo aveva più volte utilizzato per molteplici acquisti. Non solo, i gioielli rubati alla pensionata erano stati rivenduti dalla donna al Compraoro di Treviso. Visto di Daniela Sizzia, adesso andiamo in diretta da Anna Maria Parisi a Mestre, perché a Chirignago ennesima aggressione al personale della CTV durante il controllo dei biglietti. A te la linea, Anna Maria. Buongiorno direttore, aggredita un controllore della linea 7 a Chirignago ieri pomeriggio alle 16 perché aveva chiesto semplicemente ad un passeggero di esibire il titolo di viaggio, il biglietto che deteneva ma non era conforme alla corsa in questione, e quindi la ragazza, perché di una giovane ragazza si tratta, è stata spintonata violentemente contro le porte del bus. Ha detto che non si è neanche resa conto di quello che le stesse accadendo, fatto avvenuto sotto gli occhi di tutti i presenti. C'era diversa gente a bordo del bus a quell'ora, con l'autista che ha fermato la corsa chiamando le forze dell'ordine e il personale del SUEM 118. Ora la ragazza si trova a casa in stato di shock, in infortunio dal lavoro. È una iscritta CISL e per questo siamo con il segretario generale della FIT Trasporti CISL Veneto, Marino De Terlizzi. Buongiorno De Terlizzi, lei ha sentito la ragazza? Sì, abbiamo sentito la ragazza, gli abbiamo dato tutta la nostra solidarietà e anche la tutela legale che possiamo offrirgli come sindacato, perché troviamo assolutamente assurdo che una persona e anche una donna oggi sia aggredita nell'adempimento del proprio servizio a tutela dei passeggeri e anche dei beni aziendali. Quindi non possiamo assolutamente lasciar perdere la situazione, tanto più che stiamo lavorando a livello nazionale tramite le segreterie nazionali con i ministeri competenti dell'interno e del trasporti per ottenere la ratifica del protocollo di sicurezza contro le aggressioni del personale nelle ferrovie e nel trasporto pubblico locale, e proprio domani ci sarà un incontro col prefetto di Venezia per siglare un accordo su un protocollo di sicurezza a livello territoriale che vada a prevenire e a reprimere anche con provvedimenti amministrativi questo fenomeno. Potrebbe essere il DASPO, potrebbe essere la bodycam, servizi di telecamere, vigilantes e quant'altro a tutela dei lavoratori. Grazie a Marino De Terlizzi, e naturalmente la solidarietà anche da parte nostra a questa dipendente aggredita soltanto perché stava facendo il suo lavoro. Da Mestre è tutto, la linea torna con le immagini di Sandro Ponchio. A te direttore.
Grazie Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso andiamo in diretta a Padova, andiamo da Chiara Gaiani perché 2 anni fa scontri con le forze dell'ordine, oggi il processo a 16 No Global. A te Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Gli scontri sono avvenuti proprio qui in via Raggio di Sole, dove c'è la sede dell'Ater di Padova. Ci troviamo qui con il collega Federico Cibotto. Che cosa è accaduto il 9 novembre del 2022 quando vengono sgomberati alcuni appartamenti di proprietà dell'Ater occupati da No Global, da aderenti al centro sociale Pedro di Padova. Sono 3 gli appartamenti che vengono sgomberati, con una crescente tensione e con i disobbedienti che cercano ovviamente anche di impedire questo sgombero, ma la tensione sale quando il grosso della manifestazione si sposta proprio qui davanti alla sede dell'Ater, e state vedendo anche le immagini girate all'epoca dai colleghi. Qui ci saranno diverse cariche della polizia con feriti da entrambe le parti, in particolar modo 3 poliziotti vengono feriti e 4 carabinieri. Ecco, le indagini avevano portato poi al sequestro anche di mazzi e tirapugni all'interno di un appartamento occupato da disobbedienti. Si erano analizzate le telecamere di videosorveglianza, 16 i No Global che erano stati denunciati. Il GIP ha deciso per tutti il rinvio a processo con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e di lesioni. Il processo si aprirà a Padova il 14 maggio. Ovviamente noi continueremo a seguire la vicenda. Direi che da Padova è tutto. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. La linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Sempre restiamo sulla giudiziaria e vediamo un servizio sui Novax. È l'udienza Novax. Prima udienza è subito rinviata al 12 marzo 2025. In aula alcuni indagati coinvolti nello scandalo dei falsi Green Pass. Per quanto riguarda i 5 che devono rispondere anche dell'accusa di associazione a delinquere, una ha chiesto il patteggiamento ad 1 anno e 10 mesi. Gli altri 4 invece hanno rivelato di non aver nessuna intenzione di chiedere riti alternativi. Diversa invece la posizione per le altre 27 persone, quelle che avrebbero utilizzato il falso Green Pass. Il loro legale ha chiesto alla procura di riqualificare il reato contestato da falso in atto pubblico a falso in certificato, in quanto il primo sarebbe attribuibile soltanto a pubblici ufficiali e non a privati cittadini. Le difese puntano molto su questa possibilità perché consentirebbe ai loro assistiti di cavarsela con un piano di servizi di utilità da eseguire presso un ente pubblico e che, una volta completato, farebbe estinguere il reato. Nello scandalo era rimasta coinvolta anche l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, in carica fino al 2015. I suoi legali hanno dichiarato la loro intenzione di affrontare la richiesta di rinvio a giudizio e di essere pronte al processo. Il meccanismo per sfuggire agli investigatori prevedeva l'attestazione dell'esito positivo di tamponi rapidi in farmacia o test molecolari presso il poliambulatorio di Fiera, così da inserire i pazienti nell'elenco di coloro che avevano contratto il virus e poi, a distanza di poco più di una settimana, ne avrebbero accertato la negativizzazione, consentendo così di ottenere il pass di avvenuta guarigione. Servizio di Daniela Sizia, scritte Novax alle Mantegna di Treviso. I ragazzi della secondaria di primo grado ieri mattina si sono trovati di fronte ad insulti e simboli Novax scritti con uno spray rosso sui muri e sulle porte dell'istituto, come vedete in queste immagini. Rotta durante questa incursione anche una finestra. Negli scorsi mesi infatti erano stati rubati anche dei PC ed altro materiale didattico. E andiamo al dramma del 55enne Andrea Poloni, che è morto dopo essere tornato a casa a Trevignano da un viaggio in Congo. I primi esiti degli esami eseguiti allo Spallanzani evidenziano positività alla malaria. L'uomo era partito senza sottoporsi alla profilassi che è prevista per chi va
all'estero in certi paesi dove il rischio è molto alto. Le autorità sanitarie ora attendono gli altri accertamenti per stabilire le cause del decesso ed escludere altre eventuali malattie concomitanti con conseguenze per la salute pubblica. Positività alla malaria. A meno di 48 ore dalla morte di Andrea Poloni, 55 anni, trovato senza vita nella sua casa a Trevignano dopo un viaggio in Congo, sono arrivati i primi esiti delle analisi in corso all'Istituto Spallanzani di Roma. La prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie, dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Al momento dunque le autorità sanitarie regionali sono in attesa degli esiti di tutti gli accertamenti effettuati in condivisione con il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e lo Spallanzani. Solo quando si avranno tutti i risultati sarà possibile stabilire la causa della morte dell'imprenditore trevigiano rientrato dal Congo martedì scorso. Il sospetto decesso per febbre emorragica ha fatto scattare nella Marca il protocollo previsto con l'isolamento dell'unico contatto del 55enne e l'interdizione dell'abitazione dove Andrea Poloni è morto. Le notizie delle ultime ore, pur nel dolore ed il cordoglio per la perdita di un uomo amato e stimato, fanno comunque tirare un primo sospiro di sollievo alla comunità. Io ho sempre detto che ho la massima fiducia nei nostri organismi sanitari e che se ci fosse stato un effettivo pericolo ci avrebbero allertato prontamente. Quindi mi dispiace, colgo l'occasione per fare condoglianze ai familiari e ci dispiace molto per quello che è successo, anche perché è una persona giovane. Intanto la compagna di Andrea Poloni, originaria del paese africano e rimasta a Kinshasa, dove seguiva con il 25enne un progetto umanitario, è ancora incredula di fronte alla notizia della morte. Quello che posso dire è solo che il viaggio di Andrea non è stato in un posto pericoloso, non abbiamo incontrato niente che potesse mettere la nostra vita in pericolo. Ed in memoria di Andrea, Carol porterà avanti il progetto. Una persona stupenda sempre per gli altri. Lui, quando ha abbracciato questo progetto Bana Nkanga, quando mi ha visto fare, l'ha abbracciato, ha detto wow, possiamo aiutare tante persone, ed era questo il suo scopo, aiutare gli altri. L'ha sempre fatto, anche in Italia, ha sempre vissuto per gli altri, qualsiasi cosa, non voleva vedere sofferenza attorno a sé. Questo è Andrea. Il servizio di Marta Marangon e la morte di Andrea Poloni ha destato profondo cordoglio a Trevignano, dove chi lo conosceva lo ricorda come una persona molto per bene, sempre piena di interessi. Intanto si attendono gli ultimi esami per escludere ogni sospetto di malattia contagiosa. Un uomo pieno di interessi e sempre di corsa con i suoi 1000 progetti, l'attività nelle energie rinnovabili e poi quella agricola con l'azienda che aveva fondato specializzata nella coltivazione della canapa e dei grani antichi. Chi conosceva Andrea Poloni a Trevignano lo ricorda con grande affetto. Una persona molto intraprendente, aveva la passione dell'agricoltura, si occupava di canapa, io l'ho conosciuto tra l'altro attraverso la canapa, la coltivazione. E voleva essere innovativo, era di corsa, veramente un ragazzo, dico così perché veramente era un ragazzo pieno di vita, per cui lascia veramente senza parole un avvenimento di questo tipo. Anche perché ragazzi bravi, gentili, simpatici come Andrea, è un peccato che succedano queste cose per tutti, però era veramente un caro ragazzo. La notizia della morte dell'imprenditore 55enne ha suscitato dolore e sgomento in paese. Ho sentito la notizia, ha lasciato un po' di sgomento nel paese, dispiace perché comunque sono cose strane che capitano, insomma. I vicini di casa hanno appreso ieri della tragedia. No, ho visto tutto questo trambusto in questi giorni e ho detto sicuramente è successo qualcosa. E poi ho visto l'ambulanza anche ieri, un po' di via vai, però sì. Ieri appunto dopo ho letto l'articolo e quindi ho capito che
era successo qualcosa di grave, avevo già sentito la figlia che era disperata. Il sospetto che il decesso potesse essere in qualche modo collegato alla malattia del Congo ha un po' inquietato i cittadini, anche se la maggior parte ha fiducia nelle autorità sanitarie. Se pensiamo che il Covid è partito da qua, insomma, un po' di preoccupazione c'è. Io non ho paura e se dei casi, se ci sono dei casi, si può affrontare la cosa con serenità e calma, insomma, ecco, tutto qua. Poverino, mi dispiace per lui, ma non lo conoscevamo. Ho sentito che era originario di Montebelluna. Rimane il dispiacere per una vita stroncata improvvisamente. Io spero che veramente in un'altra dimensione lui possa continuare a correre come si è sempre fatto, insomma, ecco, però con una certa vitalità che ha sempre dimostrato. C'è stato un dramma questa mattina in un'azienda metalmeccanica di San Zenone degli Ezzelini. Un operaio di 49 anni è stato stroncato da un malore mentre stava lavorando. L'allarme alla centrale del 118 è stato lanciato dagli stessi colleghi che hanno visto l'operaio cadere al suolo. L'uomo è stato soccorso in un primo momento dai colleghi del titolare e per una ventina di minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Purtroppo inutilmente sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Asolo Fonte che hanno provveduto ad avvertire i familiari della vittima. Si tratta di un 49enne pugliese di origine e residente a San Zenone. I risparmiatori truffati dalle banche, dalle ex popolari, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e le associazioni che li difendono si stanno nuovamente riunendo per cercare di difendere quelle risorse che sarebbero disponibili ma che rischiano di finire su altre voci. Vediamo. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però due anni fa non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Patrizio Miatello sarà ospite prossimamente a Focus con i capelli lunghi e la cosa è preoccupante perché quando Miatello ha i capelli lunghi vuol dire che non glieli abbiamo ancora tagliati, cosa che facciamo qui in studio, abbiamo fatto altre volte quando i rimborsi erano arrivati.
I dati della CGIL sulle dichiarazioni dei redditi dei trevigiani: i salari sono al palo, le spese sempre più alte, soprattutto per curarsi, e nei 730 compaiono soldi all'estero e criptovalute. 22.666 euro di reddito medio annuo contro un'inflazione che galoppa e spese sempre più elevate a cominciare dalla sanità. Confermano le preoccupazioni ripetutamente espresse dal sindacato i dati CGIL sui redditi dei 71.563 trevigiani che in tutta la provincia si sono rivolti al CAF per la denuncia dei redditi 2023. Principalmente pensionati e lavoratori dipendenti, la fascia con il reddito medio più alto, quella tra i 51 e i 60 anni, che si attesta sui 25.861 euro annui. Pesante anche il gap tra uomini e donne. 4.500 euro la differenza nella fascia 21-30 anni, addirittura 11.000 in quella tra i 61 e i 70. L'incremento dal 2021 al 2022 dei salari, che è intorno al 4%, non copre l'inflazione, che è intorno al 17% per i redditi medi, ma che si alza molto di più per quanto riguarda i redditi bassi, ne siamo intorno al 22%. Tra il 2019 e il 2023 spese sanitarie cresciute da 6.650 euro pro capite a 7.260, effettuate spesso e volentieri anche nel privato e all'estero. In calo mutui per acquisto e costruzione prima casa. In crescita invece le rendite da fabbricati derivate da affitti, numeri che fotografano anche cambiamenti di stili di vita. Abbiamo notato che c'è anche un incremento di molte persone che hanno patrimoni all'estero, che siano intesi come fabbricati piuttosto che redditi, sia che lavorino all'estero ma anche che per brevi periodi o fanno investimenti come criptovalute o comunque investimenti in generale di conti correnti all'estero. Dall'analisi dei redditi esce un'istantanea non esaltante, conclude Visentin, che impone provvedimenti urgenti. Credo che vada fatto un ragionamento sia per i rinnovi dei contratti, rimettendo in tasca dei lavoratori significativi aumenti, e dall'altra parte che si faccia una revisione anche delle politiche fiscali, allargando la base imponibile, perché non possono essere sempre sulle spalle dei soliti noti, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, il sostegno del funzionamento del Paese. Passiamo alla politica. C'è lo strappo in Consiglio regionale tra Lega e Forza Italia sull'IRAP, che è prevista un aumento dell'IRAP che è previsto nella legge di bilancio. Sentiamo cosa ha detto, sentiamo una parte dell'intervento di Alberto Villanova, che è capogruppo di Lega Lista Zaia. Sentiamo. Con Forza Italia si è posto ancora una volta oggi, si è posto in maniera forte. Allora, partirei anche per eguagliare quella che è stata la citazione che ha fatto il consigliere Bozza. Dovrei sentirmi in questo momento di fare una citazione anche del nostro fondatore, magari una citazione di qualche argomento, di qualche discorso fatto magari a poche centinaia di metri da qui, magari con qualche argomento che tra qualche mese tornerà anche utile. Però non vi tedio con queste citazioni, anche perché penso che se chiedete al vostro segretario regionale se le ricorderà molto bene. Voi avete rivendicato che il vostro partito è nato nel 94, ce lo ricordiamo tutti molto bene, ci ricordiamo bene quel discorso. Ci ricordiamo l'enfasi, la discesa in campo, il programma di tagliare le tasse, ce lo ricordiamo tutti benissimo. Però bisogna andare ai dati di fatto. Voi avete governato questa regione con la presidenza dal 1995 al 2010, giusto? Dal 1995 al 2010 questa regione è stata governata dal presidente di Forza Italia con l'addizionale IRPEF, giusto? Dal 2010 a oggi questa regione è governata dal presidente Zaia senza addizionale IRPEF. Senza addizionale IRPEF.
La pressione fiscale più bassa in Italia di questa regione l'abbiamo avuta con le amministrazioni del Presidente Zaia e continuiamo ad avere la pressione fiscale più bassa. Allora Alberto Villanova, questa era la parte iniziale del suo intervento, avete sentito, rimproverava il fatto che durante la presidenza di Giancarlo Galan nessuno aveva obiettato sull'esistenza dell'IRPEF, è stata tolta praticamente dal Presidente Zaia, quindi Villanova in pratica chiede ragione di questo cambiamento, di queste critiche alla manovra e alla Lega. Vediamo a Bassano del Grappa, ultimo consiglio comunale del 24, tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione 25-27 e le minoranze sono già sul piede di guerra. Vediamo. Le minoranze in Consiglio Comunale a Bassano bocciano i primi 6 mesi di amministrazione Finco e il suo bilancio di previsione. Il voto è decisamente insufficiente per sindaco e assessori. Troppe questioni legate ai bisogni di chi sta amministrando la città che forse sono venute prima invece di altre questioni della città e di tutti gli altri cittadini. Il ragionamento di Poletto ruota intorno ad alcuni punti. Io ho messo in fila 3 cose, il gabinetto del sindaco, quindi 2 nuove figure che costeranno alla città 80.000 euro l'anno, quindi 400.000 euro in 5 anni, poi il parcheggio illimitato 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno per i membri della giunta all'interno del castello. C'è poi anche la questione della modifica del regolamento per la partecipazione online al Consiglio, nata intorno agli impegni di lavoro del consigliere di maggioranza Giovanni Baggio. Ma non solo, c'è un altro punto che non piace alle opposizioni. Nell'elenco delle opere pubbliche è prevista la costruzione di una casetta per il quartiere 25 aprile, una casetta da 190.000 euro per un quartiere il cui presidente è molto vicino alla maggioranza, essendo segretario bassanese di Fratelli d'Italia. C'è qualche probabilmente favore politico elettorale, chiamiamolo così, come questa opera spuntata dell'intervento il 25 aprile che invece doveva essere diversa, nel senso che lì viene fatta la casetta sede in un quartiere che ha già degli spazi pubblici importanti invece di fare il parco, che era la compensazione per le isole ecologiche. Manca una visione strategica, soprattutto sui grandi temi della città, incalzano ancora i consiglieri. Nulla sul teatro, sul piano Mar, sul polo museale Santa Chiara e sul tribunale. Un bilancio incoerente rispetto alle linee programmatiche del sindaco. Le promesse che erano state fatte di maggiore riconoscimento delle fasce più vulnerabili, dagli anziani ai giovani, vedono invece degli investimenti che vanno praticamente a zero, soprattutto per quanto riguarda la viabilità cittadina, le infrastrutture e la viabilità non saranno modificate, ci saranno 0 interventi sui percorsi ciclabili. Mentre Bassano per Tutti esprime preoccupazione per il tema dell'edilizia popolare. Sì, ho presentato un emendamento per aggiungere 100.000 euro per il ripristino degli alloggi di proprietà del comune. Insomma, un consiglio comunale, quello di domani sera, che si preannuncia davvero infuocato. Servizio di Monica Smiderle per una scuola che chiude, una che viene rilanciata, un tavolo per decidere cosa fare dei tanti istituti scolastici in città. I soldi non ci sono ancora, ma con i tempi che corrono è meglio portarsi avanti. Ed ecco che la giunta di Nicola Finco approva il documento di fattibilità e le alternative progettuali della nuova scuola Canova. Un passaggio necessario, fanno sapere dal Comune, per procedere con la progettazione vera e propria dell'opera. Lo stesso sindaco ribadisce come sia fondamentale essere pronti qualora si presentasse l'opportunità di accedere a fondi per la riqualificazione del plesso scolastico, del quale si è parlato molto in questi anni. Peccato che se ne sia parlato e basta e che tutte le ipotesi siano rimaste nel campo delle parole e degli annunci. Ora almeno c'è un percorso chiaro e delineato che parte dall'analisi di 2 soluzioni e dalla constatazione del fatto che serviranno quasi 10 milioni di euro per l'operazione. Un investimento davvero notevole che trasformerà la Canova in un punto di riferimento anche nella riorganizzazione scolastica bassanese. Già, perché il tavolo che dovrà fornire una strada da seguire per il futuro delle scuole cittadine si riunirà a gennaio e avrà qualche mese di tempo per mettere nero su bianco un progetto. Ovvero,
Chi chiude, chi resta aperto, chi viene implementato. Giusto per fare chiarezza, il piano è già partito con il taglio della Don Cremona, che dalla fine di quest'anno scolastico non accetterà più le iscrizioni alle classi prime. Poi a seguire stop alle seconde e così via. La notizia non è piaciuta molto alle famiglie, ma sulla decisione hanno pesato i 66.000 euro d'affitto annuali pagati dal comune al proprietario dello stabile nel quale trova posto la scuola elementare, per non parlare delle bollette. Insomma, fra tagli a investimenti, decisioni strategiche e famiglie imbufalite, questo è un periodo destinato a fare scuola. Poi sarebbe anche il caso che qualcuno si degnasse di tornare a parlare della Mazzini, visto che di scuole si parla tanto a Bassano, oppure no? Servizio di Ferdinando Garavello, vediamo anche il nuovo accordo siglato in provincia sul progetto della bretella di connessione con l'autostrada A4 alla Riviera Berica. Qui siamo nel Vicentino, salvo intoppi. Il cantiere dell'opera, del valore di 21 milioni di euro, potrà essere avviato a fine 2025. L'impegno che ci siamo assunti oggi è quello di procedere speditamente anche per le prossime fasi progettuali del collegamento del futuro ponte che si conclude sulla rotatoria di San Pietro Trigogna in direzione del casello di Vicenza Est. Abbiamo sempre detto come Comune di Vicenza che il ponte senza un suo prolungamento fino al Vicenza Est sarebbe stato un'opera monca. L'accordo che abbiamo sottoscritto oggi va in questa direzione e siamo molto soddisfatti di ciò. Sciolto oggi dunque il nodo del collegamento tra il casello autostradale Vicenza Est della A4 con la Riviera Berica attraverso un nuovo ponte sul Bacchiglione a Debba, un'opera del valore complessivo di 21 milioni di euro, la cui progettazione di una prima tranche da Debba fino alla rotatoria di San Pietro di Intrigogna è già in fase avanzata. Restavano da chiarire le tempistiche per la realizzazione del secondo tratto di collegamento al casello vero e proprio del valore di 8 milioni di euro a carico di Società Autostrade A4. Oggi si sono fissati i termini per l'affidamento del progetto preliminare. In questo momento si può stabilire anche già dei tempi abbastanza certi. Si pensa che nel 2025 sarà completato il progetto esecutivo dei ponti e anche nel 2025 sarà realizzato questo progetto di fattibilità che ci permette di ottenere i fondi certi dall'autostrada per collegare con il casello di Torri. Allora siamo ancora di nuovo sulla politica, è stata sfiduciata la sindaca di Santa Maria di Sala Natascia Rocchi, gli avvertimenti e la richiesta di un maggiore ascolto e confronto dopo il ritiro delle deleghe all'assessore Daniel Basso sono caduti nel vuoto e quindi 9 consiglieri della maggioranza di centrodestra hanno rassegnato le dimissioni, chiudendo di fatto l'esperienza politica della Rocchi a 2 anni e mezzo dalla sua elezione. Un atto che comporta ufficialmente lo scioglimento del Consiglio Comunale. Diamo in pubblicità pochi minuti con Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia. State con noi. Ieri sera a Focus la discussione sull'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Enrico Carraro, che ha parlato di un'economia del Veneto ferma. Sentiamo cosa ha detto il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinelli. Sì, ovviamente le piccole e medie riscontrano i medesimi problemi delle grandi. E in questo caso c'è una convergenza di problematiche perché ci troviamo di fronte ad una crisi che è evidentemente non solo congiunturale ma purtroppo anche strutturale, perché ci sono dei fondamentali che sono di per sé stesso preoccupanti. Tra l'altro è vero appunto che c'è ormai questo consolidato calo della produzione industriale, che quindi insomma diventa un dato pressoché definitivo anche per il prossimo semestre del 2025, ma vi è anche per la prima volta in Veneto, fotografato da Veneto Lavoro, anche un calo occupazionale.
Quindi questo è un segnale di inversione dopo per più di un paio d'anni, insomma. Quindi diciamo che ci sono dei segnali di forti preoccupazioni. Scusi, Presidente, quindi calo occupazionale in contrasto con altri dati che parlano di... No, in realtà questo è l'ultimo bollettino, quindi in realtà questo fa riferimento al mese di settembre-ottobre, quindi è proprio, d'altra parte coincide con questa difficoltà, con questa stagnazione della manifattura che ha riscontrato un recesso degli ordini principalmente dal mercato tedesco, insomma. Questo poi è il punto di difficoltà della nostra manifattura. Teniamo presente che purtroppo in Germania è in corso una vera e propria recessione, quindi il PIL a segno meno, il nostro ha un pallido 0, ma purtroppo la Germania ormai insomma è da un paio d'anni in recessione tecnica. Questo comporta e ha al suo centro questa crisi tedesca, che poi adesso è diventata anche una crisi politica peraltro, ma al centro di questa crisi tedesca è l'automotive. In particolare nel nord-est noi abbiamo un settore, una filiera automotive collegata all'industria tedesca, Volkswagen in primo luogo. Questo a differenza magari del nord-ovest, dove da tempo c'è questa crisi, perché Stellantis e il gruppo Fiat ormai sono in crisi da 20 anni sostanzialmente, invece la parte automotive tedesca ha sempre performato. Questo era Marco Zecchinelli, presidente di Confapi Venezia, ieri sera a Focus. Abbiamo parlato ieri sera, come quasi tutte le sere, di immigrazione, di manodopera, ma anche di controlli inadeguati alle frontiere. Una volta tanto funzionano, è stato fermato un passeur, sono uomini che illegalmente trasferiscono migranti da altri paesi, varcano la frontiera illegalmente. Questo uomo è stato fermato dai carabinieri e in auto aveva 4 clandestini. Un polacco di 63 anni è stato intercettato e fermato dai carabinieri del posto di presidio di frontiera dell'ex valico internazionale italo-sloveno di Venkov, in comune di Dolegna del Coglio, con 4 cittadini turchi non regolari a bordo. Il presunto passeur, fermato a fine novembre scorso, è stato arrestato a seguito di successivi controlli per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tradotto al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. I 4 passeggeri, tutti di origine turca, tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati a piede libero per ingresso nel territorio nazionale in regime di clandestinità ed accompagnati negli uffici della polizia di frontiera. L'auto del cittadino polacco è stata posta sotto sequestro. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine, ancora truffe. Ha patteggiato davanti al GUP di Udine Matteo Carlisi, la pena di 2 anni di reclusione e una multa di 800 euro con sospensione della pena detentiva. Il truffatore, che il 25 settembre scorso aveva tentato il raggiro ai danni di un'anziana di 90 anni residente a Martignacco. Dovremmo avere delle immagini da Udine, e anche il figlio della donna, con la tecnica del finto incidente causato da un parente. Allora abbiamo un servizio, sentiamo, vediamo. Ha patteggiato davanti al GUP di Udine Matteo Carlisi, la pena di 2 anni di reclusione e una multa di 800 euro con sospensione della pena detentiva, il truffatore che il 25 settembre scorso aveva tentato il raggiro ai danni di un'anziana di 90 anni residente a Martignacco e il figlio della donna, con la tecnica del finto incidente causato da un parente. Gennaro Nicotera, 44enne nato a Napoli, risultato residente in Arabia Saudita, insieme ad un complice non identificato, avevano contattato telefonicamente l'abitazione della vittima, parlando con il figlio di 55 anni, informandolo di un falso incidente di cui si era reso responsabile il fratello e che era necessario reperire urgentemente 12.000 euro, anche con gioielli preziosi, da consegnare ad un avvocato che si sarebbe presentato a casa per ritirare la somma. La telefonata era partita da un falso maresciallo dei carabinieri. Nel frattempo il figlio della donna aveva messo insieme 600 euro in contanti, più gioielli e orologi, e li aveva consegnati a Nicotera, presentatosi a ritirare di persona quanto richiesto. Non contento di quanto raccolto, Nicotera chiedeva altri gioielli che l'uomo reperiva e consegnava. Nel frattempo, accortosi di essere caduto nella rete della truffa, dopo aver contattato il fratello, che non aveva causato alcun incidente, l'uomo aveva avvisato di aver chiamato i carabinieri.
carabinieri. Nicotera quindi si era dato alla fuga in auto, portando via quanto raccolto non prima di aver colpito la vittima con un pugno alla testa e averlo strattonato facendolo cadere a terra. La fuga era durata poco perché quella stessa mattina era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri e rinchiuso in carcere a Udine in custodia cautelare su disposizione del GIP. L'uomo ha restituito alle vittime i 600 euro in contanti, mentre la defurtiva era stata già recuperata e riconsegnata al momento dell'arresto. Servizio di Francesco Pezzella. Adesso andiamo a Padova perché cerchiamo di capire, abbiamo cercato di capire sulla maternità surrogata quali risposte, quale sostegno sia possibile dare alle famiglie e ai bambini, e quindi c'è stato un incontro con gli psicologi. Vediamo. Dopo il caso della coppia di padovani bloccati per giorni a Buenos Aires con una bambina concepita attraverso la gestazione per altri, tornata al centro del dibattito politico con la legge Varchi che la definisce reato universale, il tema della maternità surrogata viene affrontato anche dall'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto, che vuole mettere al centro il benessere psicologico dei bambini e delle coppie. Il benessere psicologico dei bambini è il punto centrale di tutte le riflessioni. Benessere psicologico dei bambini che hanno diritto a un'identità solida, un'identità chiara da un punto di vista psicologico all'interno di un contenitore familiare che sia affettivo, presente e di caring nei loro confronti. E questo è il tema di tutte le genitorialità, di tutti i tipi di genitorialità. Le complesse implicazioni che ne derivano dal punto di vista psicologico e bioetico su vecchi e nuovi sistemi familiari necessitano dunque di uno spazio di riflessione interdisciplinare capace di favorire un confronto costruttivo e informato. Partiamo da una considerazione: che ci piaccia o meno la tecnica della gestazione per altri, da questa poi nascono dei bambini che fanno ingresso nel nostro paese, quindi l'interrogativo da porsi secondo me è proprio finale, cioè innanzitutto questi bambini, a prescindere da come sono venuti al mondo, perché i bambini non hanno colpa del modo in cui sono venuti al mondo, vogliamo riconoscerli, vogliamo facilitare il procedimento di riconoscimento di questi bambini da parte di chi li ha voluti, sì o no? E secondo me questo è il vero interrogativo alla base. Credo che l'aspetto fondamentale risieda sempre nel concetto di relazione, perché la relazione è il cardine sul quale si sviluppa un bambino, ma si sviluppa la genitorialità, indipendentemente dalla provenienza biologica, genetica del bimbo stesso. Pochi giorni fa l'intervento straordinario all'ospedale di Padova con il trapianto di un cuore pulsante, battente, non ha mai smesso di battere durante l'espianto e poi anche durante il trapianto. E ieri un altro intervento davvero molto rilevante riguardo a un aneurisma. Vediamo. Per la prima volta siamo riusciti a chiudere un aneurisma gigante di circa 8 cm dell'arteria splenica, cioè diretta alla milza, ma senza rimuovere la milza, cosa che sarebbe stata inevitabile se si fossero applicate le metodiche standard, sia chirurgiche che quelle probabilmente anche di radiologia interventistica classica, che non avrebbero evitato appunto una riduzione dell'apporto di sangue alla milza e quindi la successiva necessità di asportarla. Un risultato storico quello ottenuto dai medici della radiologia interventistica dell'azienda ospedale Università di Padova, un intervento che ha coinvolto una donna di 60 anni che fino a qualche anno fa non sarebbe stato possibile e che avrebbe portato alla rimozione della milza. La paziente invece in questo caso è stata dimessa solo 2 giorni dopo l'intervento. Ha avuto un follow-up, si dice, regolare, nel senso che dopo 2 giorni è stata dimessa in totale assenza di sintomi e a distanza di 6 mesi dalla procedura ha eseguito un attacco con mezzo di contrasto e un'ecografia con mezzo di contrasto che hanno confermato la completa occlusione dell'aneurisma e la preservazione della milza. Una procedura che apre nuovi sbocchi per il futuro. L'approccio che abbiamo ideato e realizzato per la prima volta al mondo di pungere la milza è sicuramente un approccio gravato da una certa rischiosità, ma il fatto di riuscire ad eseguirlo ovviamente in mani esperte e con una buona esperienza tecnica consentono di aprire la possibilità all'esecuzione dello stesso approccio anche in altre patologie sempre della milza che non sono invece raggiungibili per via standard o chirurgica o appunto radiologica interventistica.
L'ospedale Santi e Giovanni Paolo di Venezia, l'ospedale civile, sotto la lente di ingrandimento con il primo bilancio di sostenibilità. Sentiamo la nostra redazione veneziana. Venezia è la capitale mondiale della sostenibilità e noi non potevamo sottrarci da questa sfida. L'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, segnando un passo importante per l'intera azienda sanitaria. Questo rapporto, relativo all'anno 2023, rappresenta la prima volta che un grande ospedale pubblico in Veneto misura non solo i servizi offerti, ma anche le ricadute in termini di costi, consumi energetici, impatto ambientale, emissioni, innovazione tecnologica, produzione di rifiuti e sostenibilità dell'ambiente di lavoro. Noi ci impegneremo a far sì che il nostro lavoro quotidiano ci porti ad una sanità completamente sostenibile e in linea con quelli che sono gli obiettivi di una città come Venezia, che deve essere all'avanguardia su questo tema. Il bilancio ha rilevato un consumo totale di energia di 107.000 gigajoule e le emissioni di gas serra pari ad oltre 9.000 tonnellate di CO2 equivalente. L'ospedale è in grado di riciclare il 90% dei rifiuti recuperati, un bilancio che non solo fotografa l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, ma anche consente di identificare e valorizzare gli impatti generati, aiutando a definire priorità strategiche future. È un inizio del cammino, questo documento non è un obiettivo finale, ma è l'iniziativa per coinvolgere tutti quanti sui temi della sostenibilità. L'azienda sanitaria veneziana ha identificato le tematiche rilevanti e sta studiando la costruzione di un nuovo polo tecnologico. Gli interventi futuri si concentreranno sulla formazione dei dipendenti, l'educazione dei cittadini e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Abbiamo lavorato con una comunità di dipendenti e di collaboratori che va sulle 9.000 persone, per cui noi siamo riusciti a parlare del tema ambientale e sociale a una comunità ampia e continueremo a farlo per migliorare le prestazioni dell'ospedale dal punto di vista di sostenibilità. La sorpresa di Natale del comune di Feltre, destinata ai cittadini e ai turisti, è la prossima riapertura alle visite guidate del Teatro della Sena, chiuso agli spettacoli da quasi un secolo e sottoposto a interminabili lavori di restauro dal 1971. Sabato e domenica prossimi è il giorno di Santo Stefano. Feltre riaprirà il Teatro della Sena a cittadini e turisti che vorranno visitare uno dei luoghi simbolo dei teatri storici europei, con il suo monumentale sipario, capolavoro di Tranquillo Orsi, unico esemplare rimasto del decoratore della Fenice di Venezia, restaurato dall'amministrazione Perenzin, che aveva trovato in condizioni estremamente precarie la tela che giaceva da oltre 40 anni nella soffitta del comune. A dicembre 2019, restauro concluso, il sipario venne svelato ed esposto e successivamente riconservato. Noi siamo riusciti, ringrazio anche la sovrintendenza, ringrazio anche le restauratrici, a srotolarlo. Abbiamo visto che era in perfetto ordine e quindi abbiamo potuto issarlo. Quindi chi verrà a vedere il teatro riuscirà a vederlo anche con il sipario di Tranquillo Orsi. Il grande sipario, risalente al 1843, rappresenta il punto finale di un'operazione che trasformò il teatro di Feltre nella piccola Fenice, chiusa nel 1929 e dal 1971 oggetto di lavori di restauro infiniti. I lavori non sono ancora conclusi totalmente, però adesso noi andremo avanti per step. Il nostro obiettivo è non solo quello delle visite guidate, ma chiaramente di poter ridare a tutta la comunità gli spettacoli all'interno di questo splendido teatro. Fare ipotesi sulla fine dei lavori è azzardato, mancano fondi, almeno 1,5 milioni di euro. Gli amministratori locali si facciano promotori con il ministro Giuli, afferma il presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond, che lo scorso aprile, all'annuncio dell'inserimento della piccola Fenice nell'elenco dei teatri che verranno resi monumento nazionale, aveva sollecitato un'azione sinergica. Ad oggi non ci sono notizie né sull'atteso riconoscimento che potrebbe aprire le porte a risorse importanti, né sul prosieguo dei lavori per la copertura della Scala. L'unica certezza è che la Giunta Fusaro ha annullato i progetti fatti, approvati dalla soprintendenza e finanziati, per la realizzazione del Museo del Teatro al piano mezzanino, che avrebbe dovuto accogliere tutti gli attrezzi di scena ottocenteschi di ricchezza clamorosa e silhouette del tempo di Goldoni.
Servizio di Tiziana Bolognani, musica e solidarietà in teatro a Vigonza con le note immortali di Morricone per la Fondazione Veronesi. Notte di Natale con Morricone, ma soprattutto Notte di Natale con Morricone con l'orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese, diretta dal maestro Davide Pauletto con l'intensa voce solista di Marta Bonato, per una serata decisamente fuori dall'ordinario. Un teatro Quirino De Giorgio gremito all'inverosimile ha fatto da cornice al concerto natalizio che ha unito note e solidarietà grazie alle straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone. Alla serata, condotta da Ida De Poli, ha partecipato anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ma c'era anche la responsabile della delegazione di Padova della Fondazione Veronesi, Elisa Drago, che ha sottolineato l'importanza della ricerca scientifica sui tumori femminili. Il ricavato della serata sarà infatti destinato proprio alla ricerca, mentre ai partecipanti resterà nel cuore la musica immortale di Morricone e lo spirito natalizio di questo evento. Si avvicina l'apertura della Porta Santa del Giubileo 2025 che Papa Francesco avvierà a Roma nella notte di Natale. In Basilica del Santo, luogo giubilare della diocesi di Padova, i pellegrini saranno accolti da un percorso a loro riservato. Ce lo racconta padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. Padre Antonio, la Basilica del Santo, la Basilica dedicata a Sant'Antonio, sarà luogo giubilare per la diocesi di Padova, ma in realtà per tutti i pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Che cosa significa questo e come accoglierà i pellegrini la Basilica? Innanzitutto ci sono le forme classiche dell'accoglienza che da sempre caratterizzano la Basilica del Santo, per cui le liturgie, il sacramento della riconciliazione grazie alla presenza di frati che possono ascoltare le tante persone che arrivano, ma raccogliendo in particolare il tema del pellegrinaggio, che è tema tipico di ogni anno giubilare. Abbiamo ideato proprio all'interno della Basilica stessa un percorso che è possibile compiere grazie ad un sussidio che sarà posto a disposizione di tutti i fedeli e che cercherà di valorizzare alcune delle tappe fondamentali presenti in Basilica, a cominciare dall'Arca del Santo, la prima tappa di questo pellegrinaggio in cui si potrà affidare proprio a Sant'Antonio ogni sogno, ogni desiderio, ogni preghiera che portiamo nel cuore. Lì vicino la cappella della Madonna Mora e proprio con le parole di Sant'Antonio possiamo affidarci alla Vergine Madre, alla cappella di San Giuseppe, poi ci si potrà affidare alla parola di Dio. Questa è una tappa che è stata pensata proprio per valorizzare il tema dell'ascolto. Ciascun pellegrino potrà accogliere un versetto della Sacra Scrittura che in questa tappa viene posto all'evidenza, fino ad arrivare alla cappella delle reliquie, dove quest'anno in modo eccezionale sarà portato al centro della cappella stessa uno dei reliquiari più importanti che custodisce l'apparato vocale di Sant'Antonio, a ricordarci come sia importante non solo conoscere la parola di Dio, ma anche dirla attraverso la nostra parola, attraverso il nostro esempio di vita. Allora, prima di tornare in pubblicità, vediamo alcune immagini da Riese Pio X. Pare che sia andata a fuoco un'asciugatrice e quindi è divampato un incendio con però il pronto intervento dei vigili del fuoco. Sembra che al di là di danni materiali non ci siano altre conseguenze per le persone che abitano nei paraggi e che probabilmente sono riuscite ad uscire in tempo da questo edificio. Ulteriori particolari nei telegiornali di questa sera. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito. Ci sono anche delle novità sul giallo che riguarda la morte di Liliana Resinovic.
Sono novità importanti nel giallo per la morte di Liliana Resinovic. Ci dice tutto da Trieste il nostro collega Gianluca Paladin. Abbiamo proposto una ricerca una ricerca particolare che è ancora in fase sperimentale, però è molto interessante, che ci potrà sul microbiota dei tessuti, che ci potrà dare delle risposte utili per definire la data della morte, e questa è una cosa molto importante. Quando è morta Liliana Resinovic? Il giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, e quindi il suo corpo è stato congelato e conservato da qualche parte prima di essere portato nel boschetto di San Giovanni, dove è stato ritrovato il 5 gennaio 2022. Uno studio negli Stati Uniti potrebbe confermare questa versione e fornire quindi la risposta che darebbe davvero la svolta al caso. Secondo quanto appreso, alcuni campioni di tessuto del cadavere della 63enne di Via Verrocchio sarebbero stati spediti prima in Inghilterra e poi oltreoceano in Texas, in laboratori specialistici di medicina legale avanzata. Uno studio sperimentale volto a chiarire l'ipotesi del congelamento. I dati emersi avrebbero rilevato elementi importanti per confermare la data della morte. Anche per questo è stato prorogato il termine per la deposizione della perizia a firma dell'antropologo forense Cristina Cattaneo. E noi siamo fiduciosi di poter avere delle indicazioni utili, perché al momento i reperti che abbiamo sono compatibili sia con un decesso avvenuto poco prima del ritrovamento, sia con un decesso avvenuto nel giorno della scomparsa. Il giorno 8 gennaio avremo un nuovo incontro telematico, non in presenza, e lì sentiremo le ultime cose, perché poi ci sarà la perizia deve essere depositata entro il 15 gennaio. Infine il dottor Barisani insiste sul fatto che Liliana non possa essersi suicidata. Per come è stato ritrovata la salma, non è difficilmente compatibile con il suicidio, anche se non si può escludere. Possiamo dire, secondo me, con buona certezza, che queste lesioni sono state inferte da terzi. Sono le lesioni a un emivolto, cioè mezzo volto, dalla parte opposta c'è una lesione nella regione parieto-temporale, al vertice del capo c'è un'altra lesione, a livello mandibolare c'è un'altra lesione, poi c'è una frattura alla seconda vertebra toracica, c'è una lesione al palmo della mano destra e c'è una lesione nella regione presternale, e quindi sono tante lesioni. Molte lesioni, anche una frattura. Come è possibile immaginare che questa povera donna si sia suicidata infilandosi nei sacchi della spazzatura? Eppure c'è ancora qualcuno che propende per la tesi del suicidio. Molta impressione per la morte di una mamma e del suo bambino in sala parto al San Matteo di Pavia. Vediamo dalla redazione di Trieste la notizia di un neonato morto. Vediamo. Un neonato di pochi mesi è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri in un appartamento situato in piazzale Giarizzole, nel comprensorio Ater del rione triestino. A fare la tragica scoperta sono stati i genitori, che hanno subito allertato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, i tentativi di rianimare il piccolo si sono rivelati vani. Sul luogo del dramma sono intervenuti gli agenti della squadra volante, il personale della squadra mobile e la polizia scientifica. Sotto casa vedo qua macchina di guardia medica, vedo l'ambulanza, insomma, Croce Rossa, si pensa sempre è successo qualcosa, no? E dando visto la furgone del recupero, praticamente neanche non sapevo che sarebbe una creatura là, perché abitiamo proprio qua di fronte, quel chi là. Non sapevo, ecco, praticamente. Non la conosco nessuno. Io sono straniera, così italiani non la conosco. E so che era la polizia là, che è stato tanto tempo, si venivano due croce rosse, sì, guardavo. Qua in Riano non è più come una volta, si conosce quei pochi amici e basta.
qui ognuno fa i propri affari. Gli investigatori hanno eseguito tutti i rilievi necessari per cercare di chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto. Al momento le circostanze della tragedia rimangono oggetto di indagini. La famiglia, secondo le prime informazioni, si era trasferita da poco nell'abitazione. L'evento ha sconvolto profondamente il quartiere di Giarizzole, un contesto residenziale in cui i vicini si stanno stringendo attorno alla famiglia colpita dal lutto. Polizia, ecco, non capivo, siccome ci sono 6 anziani qua, e allora pensavo a qualche persona anziana che magari si è sentita male o qualche problema, insomma, no? Per l'età, ma altro no. No, perché stando laggiù ogni tanto si vedono qui le ambulanze, persone, ripeto, anziane, quindi solo questo, ecco, no, nient'altro. Non conosco nessuno, è un rione abbastanza grandino questo, no? Si conosce solo del palazzo e basta, tutto qua. No, non conoscevo nessuno. Servizio di Federico De Ros della nostra redazione di Trieste. Tutto per oggi, grazie a Italo Morao e a Mattia Pizzaia in regia. Stasera Focus alle 21:20. Buona giornata.